principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà, senza filtri né censure. Va ora in onda Potere al Popolo. Pompa, 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 pompo, 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 salirò, salirò. Bella canzone, bei tempi. Gente, no, non ha mica festeggiato quello. Perché deve aver festeggiato? Perché uno magari ti viene il dubbio che sia di sinistra. Attenzione, perché adesso, cioè, chi non va al funerale di Berlusconi è di sinistra. La miseria, dai, Sammy Varin, ma non dire ste cacchiate. Oh, non c'è in giro nessuno. Persino Federico DJ Borsari ha mandato un suo amico a farmi la regia. Ma no, fatti vedere che ci sei, fatti vedere che poi magari qualcuno dice era comunista. Pierluigi Pellegrin è di là che chiacchiera con un'ascoltatrice che sta per andare ai funerali di Berlusconi. Scherzi a parte, sarà non piena ma pienissima Piazza Duomo, non si riuscirà ad avvicinarsi secondo me se va avanti così. Boh. Che ne dite? Eh sì, perché questa, signori, è la trasmissione del territorio. Questa è potere al popolo, potere al territorio, potere a voi ascoltatori. C'è Sammy Varin, che sono io, cucù, che tra pochi minuti apre le linee allo 0292947222 e vi voglio, qui vi voglio. Anche se siete in Piazza Duomo, chiamatemi 0292947222. In primo piano, naturalmente, i funerali del Cavaliere, ma non soltanto. Perché? Perché Sammy Varin dà spazio ai vostri sentimenti, alle vostre sensazioni, alle vostre paure, alle vostre felicità. Non ce n'è quasi mai di felicità, ma adesso arriva, Adesso arriva assolutamente. E poi, certamente a questo fatto di quest'oggi, che per farsi notare uno si deve dire contro, per cui io non vado al funerale di Berlusconi, io non voglio fare il lutto nazionale, attenzione, io addirittura ho festeggiato perché Berlusconi è morto, così ci si distingue oggigiorno. Ma strano modo di distinguersi, dici tu, Dai, stiamo per aprire le linee allo 0292947222. Sammy Varin, potere al popolo, ma prima ancora Age of Love.
Pompo, mazza se pompo quest'oggi, signori. Vabbè, d'altronde non c'è nessun altro in onda, sono tutti muti, tutti zitti perché è morto Berlusconi, nessuna trasmissione, nessun talk, niente, provate a girare tra i canali, c'è solo musica e telefilm. Per fortuna c'è Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, che cavolo. Nick Orline e Andrea Serra, per ogni pista, questa canzone, veramente, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 90, comunque si può ballare col famoso passo dell'orso, no? Stancamente, più o meno come noi. Age of Love, con la firma di uno che non vi aspettate, Pino D'Angiò, quello di L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, ve lo ricordate? Che storiace! Age of Love ci ha portato ad aprire le linee perché siamo fatti così noi, perché siamo l'ultima radio ancora libera. Ci chiamiamo Radio Libertà e ascoltiamo chi ha voglia di parlare. 0292 94 7222 o se volete inviarmi un messaggio WhatsApp 346 642 7756. Pronto? Pronto Presidente, te continui a pompare, pompa, sono Sergio da Bolzano. Ciao. Pompo. Sì, pompa, bravo. Ascolta, siccome noi siamo di Radio Libertà, allora io ti voglio dire una cosa. Adesso ti faccio la mia osservazione, dopo anch'io mi metterò davanti al canale 5 a seguire le ossequie del Presidente Berlusconi. Perché, lo dico sinceramente, io sono un leghista ideologico, però la Lega mi ha insegnato una cosa che per me è un insegnamento che non potrò mai dimenticare: rispetto di tutte le persone. Ecco, questa è la mia fede e me l'ha insegnata la Lega. La Lega mi ha insegnato di essere rispettoso verso tutti. Detto questo, volevo dirti una cosa. Ieri ho sentito chiamarti la signora, presumo che era la signora Antonella perché non ha detto il nome. Sì. La signora Antonella ha fatto un'osservazione rivolta, diciamo, a Forza Italia che è veramente opportuna. Ha fatto riferimento, che io lo seguo i social, ma ha detto che sui social da qualche parte, signor, adesso lo dico chiaramente, il signor nazista Zelensky, che perché per me è un nazista, ha detto che finalmente è dipartito il presidente Berlusconi e lei voleva sapere come la pensava il signor Tajani. Ecco, ha fatto un'osservazione giustissima. Ecco, e questa osservazione qua la dovrebbero fare tanti, quelli che propugnano anche da parte di qualche nostro alleato la guerra ad oltranza. Comunque lasciamo stare, io adesso alle 3 dirò una preghiera per il presidente Berlusconi e dopo Sammy mi devi dire la cosa: quando vai in ferie, perché quando andrai in ferie me ne prenderò anch'io le ferie, perché se no ti devo sempre chiamare ogni volta. Grazie caro, ma ferie, devo dire che non conosco il significato di questa parola, ferie, ma è per caso una festa della Lega, un qualcosa che si mangia, un nuovo menù? 0292947222, non lo sappiamo quando andiamo in ferie, non sappiamo nulla perché del domani non v'è certezza, sappiamo soltanto che oggi ci sono i funerali di Berlusconi. Lo sapete anche voi, Tra poco ci colleghiamo con Piazza Duomo, signori, perché sono sicuro che tra i tanti ascoltatori di Sammy Varin ce n'è qualcuno in Piazza Duomo oggi. Un'altra chiamata, pronto? Sì, pronto? Buongiorno Sammy. Ciao. Ciao, questa mattina, a parte il fatto che avevo letto anche ieri, l'altro ieri sul social, una valanga di improperi verso Berlusconi, è una vergogna anche ripeterli. Questa mattina ho sentito la rassegna stampa di Carinarca che è inappuntabile, è condotta magistralmente. E si parlava appunto degli articoli che ci sono su alcuni giornali, uno soprattutto, in cui si è arrivati a dire che Berlusconi ha perfino estorto la villa all'orfana. Oltretutto il resto. Sì, oltretutto.
di tutti i colori, parolacce, proprio una cosa veramente non ho mai sentito, cioè almeno per la morte. Io vorrei tanto che i figli e i parenti di Berlusconi gli facessero tante di quelle querele da riturbi sull'astico, veramente, veramente. Grazie cara, beh insomma dobbiamo parlare di Berlusconi e pian piano cominciamo a vedere in televisione per rinfrescarci la memoria quello che ha detto, quello che ha fatto Berlusconi. È un personaggio che ha avuto molto coraggio dicendo molte volte le cose che pensava, ma anche cose pesanti, cioè il direttore del Fatto Quotidiano, io non dico che lo capisco, però insomma, se li ricorda gli appuntamenti in televisione quando Berlusconi l'ha fatto alzare e ha pulito la sedia dove era seduto lui prima di sedersi, cavolo, cioè cosettine. Qualcun altro insomma si ricorda della battuta lei è più bella che intelligente o più intelligente che bella, tacciamo, non facciamo citazioni, però capisci per cui uno dopo dice no, io non voglio il giorno di lutto, oppure si lamenta, qui mi lamento anche io, della settimana, una settimana di fermo del Parlamento perché è morto Berlusconi. Secondo me lui non sarebbe stato contento di sta cosa, perché Berlusconi è uno che ha sempre voluto lavorare e il lavoro era la cosa più importante, non soltanto per Berlusconi, anche per molta gente che conosciamo. Per cui fermare per una settimana il Parlamento, il lavoro parlamentare, perché siamo in lutto, lui forse avrebbe voluto che si diminuisse di una settimana il periodo di ferie, che si desse qualcosa in più a questa nazione con uno sforzo ulteriore, non lo so. 0292947222, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Quella chi è? Sono Moletti, ti ricordi? Eccoli, no, non mi ricordo niente perché oggi è morto Berlusconi, Come io non ti ricordi? non so più nulla. Chi Anni, sei? anni. Che vuoi? Perché? No, io sono qui per fare un reportage per Ticino Notizie e ho detto chiamiamo anche l'amico Sammy Varin. Ma dove sei? Per dirgli com'è. Sei al centro In Piazza Arci? del Duomo! Ma non è Sono in Piazza del vero! Duomo. Ma non ci credo! Tu sei al Circolo Arci, sei al Circolo Arci di Arcore, di la verità. No, io Hai festeggiato in piscina! Sentivo la signora di prima. Ci sono i fotografi di Repubblica, La Stampa e il Fatto Quotidiano che veramente sono di una signorilità veramente incredibile, perché stanno facendo le foto ai personaggi un po' semplici con la bandiera di Forza Italia, poi mettendo sotto chissà che didascalia. Uno l'ho bloccato, gli ho detto di non farla, perché effettivamente loro sono così. Volevo dire che una cosa, che ho sentito tante cose su Berlusconi, lui ha sempre avuto il cavallo di battaglia di dire io ti do la televisione gratis, ed era rivolta verso la RAI. Qualche saccente diceva ma non è vero che la televisione sua è gratis, perché? E te lo spiegavano come se pontificavano, perché tu la paghi sulla pubblicità. E allora, dato che questi penso che difendevano la RAI, mi sembra che la RAI di pubblicità ne fa, quindi effettivamente avevano tutte risposte. Il problema è che Berlusconi gli ha portato via il posto a molti di questi in politica, non è che c'erano altri problemi. Comunque c'è già abbastanza gente per essere l'1:20 e un'altra cosa che dico, occhio a tutti quelli che ascoltano, se avete qualche parente qui, alle mani leste perché ne vedo in giro anche abbastanza, e soprattutto visto che bene o male che adesso il caldo si è un po' attenuato perché è venuto su un venticello, ma prima picchiava veramente tanto. Ad onor del vero, la Piazza Duomo c'è gente ma non è straripante ancora, manca ancora un'ora e mezza, quindi la gente fa ancora in tempo ad arrivare tutto. Poi è anche una giornata lavorativa, è un mercoledì, quindi penso che lui, come hai detto tu Sammy, non avrebbe voluto bloccare il lavoro, anzi avrebbe fatto il funerale trasmesso negli uffici. Però effettivamente devo dire anche questo, che io ho iniziato a venire a Milano per Provini, come tu ben sai, per Provini e tutto il resto, nel lontano 94, quando lui, da imprenditore televisivo dove era il migliore, è sceso in campo in politica. E praticamente tutta la vita di
della mia generazione è stata improntata su questo uomo che comunque ha fatto. Purtroppo in Italia quando fai non va bene, o no Sammy? È come noi, insomma, come radio abbiamo sempre monitorato praticamente Berlusconi, ce lo abbiamo dietro da quando facciamo radio. Allora facciamo così, visto che Massimo Moletti è commentatore, attore, si trova, così dice, in Piazza Duomo per Ticino Notizie e chiaramente in questo momento anche per Radio Libertà, mettiamolo alla prova. Moletti, siccome io non ci credo che sei in Piazza Duomo perché sento rumore, ci sono 4 maxi schermi. Non ce ne frega niente, li abbiamo visto anche in televisione. Allora ti metto alla prova, tra 10 minuti magari ci risentiamo e mi intervisti qualcuno che si trova effettivamente in Piazza Duomo. Col telefonino gli fai delle domande chiedendo proprio se veramente ci troviamo in Piazza Duomo, perché io non ci credo. No, Moletti è un attore, Se vuoi te lo faccio subito. No, faccio subito. Non pretendo. Guarda, così tanto. Vado qui perché c'è ancora, perché dopo magari è tutto pieno. Aspetta che metto il viva voce. Mi senti? Sì. Mi senti, Sammy? Certo. Scusate, volete fare un saluto a Radio Libertà della Lega Nord, voi di Forza Italia? Siamo in diretta con Radio Libertà della Lega Nord. Il mio direttore non crede che sono in Piazza Duomo. Sono in Piazza Duomo o no? Sì! Hai sentito, Sammy? Siamo in Piazza Duomo! Ma questi sono tuoi amici! Ma sono i tuoi amici questi! C'è da crederci. Hai sentito, Sammy? No, digli di ripetere perché non ho capito. Ripeti perché non ha capito. Ora non faccio commenti, probabilmente la confusione dell'ambiente. Voglio dire che confermiamo la presenza di Poletti. La birra. Sì, non ha bevuto la birra, ma è qui per dare un tributo al presidente Berlusconi. Abbiamo anche 2 avvocati, quindi attendibili, quindi se ci vuole chiamare. Siamo di Forza Italia, siamo coerenti e leali con il presidente, a cui indirizziamo il nostro ringraziamento, e con gli alleati della Lega. Ok, Sammy, ho sentito, grazie. Avrai la birra pagata anche da parte nostra, va bene, però ti richiamiamo tra 10 minuti e così magari ci fai sentire altre voci. Mi sembra che stanno arrivando tutti adesso, perché prima non c'era nessuno, adesso vedo che è pieno. Se rispondo, comunque richiamate perché sono un po' debole d'orecchio. Va bene, a più tardi, grazie Massimo Moletti per Ticino Notizie e Radio Libertà, davvero in Piazza Duomo, oppure è riuscito a convincere? No, come dicevo io, stanno partendo tutti quanti proprio in questi minuti e quindi una Piazza Duomo che ora non è ancora piena si riempirà all'inverosimile. Mago Varin, assicura Mago Varin. Intanto riapriamo giustamente le linee, signori, è un giorno importante, un giorno particolare, l'Italia piena di polemiche e vogliamo anche sapere il vostro pensiero. Molta gente ci ascolta, magari non ha mai chiamato in diretta. Questo è il momento giusto forse per dire la vostra, per ricordare, ma soprattutto per capire come cambierà questa Italia. Dicevo prima, abbiamo avuto a che fare con Berlusconi, chi è un po' più grandicello e magari come il sottoscritto Sammy Varin, da quando eravamo ragazzini, da quando abbiamo cominciato a lavorare praticamente, c'è stato e c'era sempre Silvio Berlusconi. E per quanto mi concerne non ha sfiorato finora la radio, ecco, lui si occupava più prima di costruzioni, sappiamo bene, Milano 2, Milano 3, e poi si è occupato di televisione, naturalmente di radio, ha iniziato a occuparsi in Mediaset soltanto negli ultimi anni, acquisendo importanti network, quindi personalmente non sono mai stato sfiorato dall'emblema berlusconiano, però effettivamente abbiamo fatto i conti come comunicatori, avremmo tutti voluto essere un pochino Berlusconi. E la domanda del Sammy Varin è proprio questa: quanto Berlusconi c'è in voi? Soprattutto adesso, dopo ormai quant'è? Saranno 3-4 settimane che continuano a parlarci di Berlusconi. A me sembra che sia morto da un mese Berlusconi. Avete questa sensazione? C'è stata così tanta informazione sulla morte di Berlusconi, su quello che ha fatto, quello che non ha fatto, e non è finita, perché adesso arrivano tutte le beghe e poi arriveremo le polemiche sull'eredità. Mamma mia, eredità anche non soltanto di soldi, ma
di quello che aveva, la cassaforte di casa Berlusconi. Arriveranno polemiche a non finire. Sembra che sia morto da 6 mesi. Tante cose abbiamo sentito di Berlusconi. Che cosa c'è di Berlusconi in voi? Che cosa avete fatto vostro di Berlusconi? C'è una parte di Berlusconi che magari vorreste avere o che avete cominciato anche a capire, purtroppo grazie alla sua morte e grazie a tutta questa informazione, dopo ore e ore di ricordi del Cavaliere, e anche di barzellette, magari qualcuna ne trasmettiamo ancora dopo, perché c'è qualche media che per fortuna non ha parlato soltanto del bunga bunga, ma anche del Berlusconi più estroverso, che cercava di trasmettere sempre amicizia, che non è da tutti, insomma, siamo tutti un po' musoni ultimamente, sempre peggio. Per cui dite tranquillamente la vostra chiamando 0292947222 o naturalmente facendoci un WhatsApp al 346 642 7756. I sinistri, gli odiatori della sua ricchezza, lo hanno dipinto come un buffone, sempre ubriaco di femmine. Persino in Thailandia giravano vignette sarcastiche e volgari su Berlusconi. Bunga bunga canticchiavano persino dei pezzenti indegni di nominarlo. Ho sofferto molto quando all'estero sghignazzavano su di lui e come italiana facevo fatica a difendere lui e il mio paese. Non hanno distrutto solo un uomo, ma hanno anche messo alla berlina un'intera nazione. Per i traditori una volta c'era il plotone di esecuzione, oggi fanno carriera. Spero che si vergognino davanti a tutto il dolore e l'affetto degli italiani. Comunque ha vinto lui, scrive qualcuno qui al 346 642 7756. È libero giustamente mette sui suoi social il funerale, sì, ma della sinistra, La Stampa che titola Berlusconi il lutto che divide, La Repubblica che scrive un lutto per dividere, il Fatto Quotidiano che mette in prima pagina i funerali, sì, ma dello Stato. E poi naturalmente gli amici di sinistra che cercano in ogni modo di farsi notare, che uno dice vabbè, ma se non sei d'accordo sul lutto, sulle bandiere a mezz'asta, e sti cazzi, e fatti i cavoli tuoi, cioè, ma ci mancherebbe altro. No, bisogna dirlo a tutti. E allora salutiamo il consigliere regionale del Partito Democratico qui in Lombardia, Paolo Romano, che scrive: lutto nazionale per Berlusconi, non in mio nome. Il consigliere regionale lombardo propone sui social un ripasso dei lati oscuri di Berlusconi. La risposta a questo è naturalmente la frase più bella che compare anche sulla prima pagina, eccola qua, di Libero: i soliti comunisti attaccano Berlusconi anche da morto. La sinistra contesta il lutto nazionale, la russa chi odia non capisce l'Italia e Giorgia Meloni, Silvio riderebbe di loro. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sai che questo è veramente un pezzone, si intitola Dimmi che è vero. Lui si chiama Carlo Vitrano, arriva da Palermo e con questo video, che non ha niente di speciale, però è molto forte come intensità di trasmissione, ha quasi 50.000 visualizzazioni in 3 settimane. Dimmi che è vero. Carlo Vitrano racconta, attenzione, racconta una storia di alcol, non parla di una donna, parla sì di un fascino letale di una donna, ma la donna è quel bicchiere che hai davanti, è il cocktail, è il drink, e quindi è una polemica proprio su chi esagera con l'alcol a tutti i costi, a volte per dimenticare quelli che sono i problemi o magari una storia d'amore davvero passata. Da riascoltare questa canzone, Dimmi che è vero, Carlo Vitrano da Palermo, e soprattutto da intervistare perché è un tipetto interessante. 13.33 con il buon pomeriggio, Sammy Varin, lo so, siete tutti al funerale di Berlusconi o ci state andando. Va bene, allora chiamatemi 0292947222, ditemi cosa sta accadendo, chi passa davanti a voi. Io un motivo per andare al funerale di Berlusconi ce l'avrei, a parte naturalmente che, come dicevo prima, ha tenuto compagnia alla nostra giovinezza, gioventù, siamo diventati grandi con Berlusconi, avremmo voluto tutti quanti entrare in quelle televisioni, più o meno ci sono passato anch'io, ma sporadicamente, sai, facendo la ruffa popolo è capitato che mi hanno intervistato, ospitato, ma poca roba. Però io avrei voluto esserci oggi perché tra i tanti che andranno al funerale di Silvio Berlusconi c'è anche Umberto Bossi. Ecco, io personalmente ci sarei andato soltanto per quello, perché sono contento, anche se certamente ci sono state tante polemiche in passato, passatissimo, con la Lega. Berluscaz, ricorderete, e quando siamo passati da un estremo all'altro, anche come comunicazione, c'era Telepadania, c'era Radio Padania, e allora siamo con Berlusconi o contro Berlusconi? È successo un po' di tutto, e poi siamo stati con Berlusconi, e poi Silvio Berlusconi e Umberto Bossi sono diventati grandi amici anche nella sofferenza, nella malattia, per cui sono contento che oggi tra i tanti che meritatamente oppure no saranno al funerale di Silvio Berlusconi ci sia anche lui, Umberto Bossi. Intanto ho riaperto le linee allo 0292947222, tra poco vi dico anche qualche evento targato Lega, ma prima sento le vostre voci. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Ciao. Allora io volevo dirle, nel futuro di Forza Italia, signor Sammy, senza più Berlusconi, e allora secondo me di certo si è chiusa un'era per la politica nazionale e signor Sammy, il centrodestra ora si apre quella del futuro di un partito che vorrebbe continuare nel solco del berlusconismo, ma senza più Berlusconi. Difficile secondo me, forse impossibile, ma lo spazio politico è sempre lì al centro. Il problema, signor Sammy, è occuparlo, con il rischio però di venire occupati. La saluto e buona giornata. Grazie, anticipi quelli che saranno gli argomenti anche dei prossimi blocchi. Alle 14.30 avremo il consigliere regionale della Lega qui in Lombardia, Riccardo Pase. È chiaro che siamo tutti quanti lì che guardiamo in mezzo dove c'è Forza Italia e tiriamo fuori anche la lingua, slurp, ci interesserebbe questo elettorato, un elettorato che secondo Feltri, lo diceva questa mattina, non so su qualche rete, sicuramente voterà Giorgia Meloni, ma è chiaro che andranno tutti a destra. Perché cazzo dovrebbero andare? Non mi pare che chi ha votato Forza Italia finora sia incline a stare nella destra di Giorgia Meloni.
Meloni, anche se lei sta facendo del suo meglio per apparire sempre più democratica, sempre più amica dell'Europa, cosa che a noi della Lega piace fino a un certo punto, secondo me quelli di Forza Italia vengono più volentieri da noi, ma veniteci a trovare qui in via Bellerio, vi faccio entrare in radio, vi offro un caffè padano. Si scherza, of course, però sarà uno dei problemi delle prossime settimane, dei prossimi mesi, dicono del prossimo anno, perché fino alle elezioni europee dicono che non succederà assolutamente niente, perché non dovrebbe accadere niente. Boh, fatto sta che siamo un po' tutti nervosetti, qualcuno dice addirittura che il governo potrebbe cadere adesso perché non c'è più Forza Italia, non c'è più, si disperderanno come formichine, un po' di chi, un po' di là. Oh signor piangem. 0292947222, parlate, dite la vostra solo su di noi, perché su tutti gli altri canali c'è il nulla quest'oggi, nessuno parla, solo musica, solo telefilm e film, fino a stasera, spero poi che finisca, insomma, riguardare ancora un po' di Gerry Scotti o quelle cose pre-cena li farei volentieri. Pronto? Pronto Sammy? Ciao. Ciao, sono Gino, chiamo da Cremona. Vorrei Oui. dire che secondo me il problema dei voti, dei partiti, se non cambia questa situazione economica, il più grande partito sarà l'astensionismo, per cui non ci sono problemi. Se la Meloni va avanti a comportarsi così, soldi in tasca, la gente è sempre più scoglionata, la gente è sempre più demotivata. Il partito fra qualche anno che sarà maggiore sarà quello dell'astensionismo, per cui è inutile lasciarsi prendere dal pane, l'importante è fare le cose, la gente torna a votare, se no è finita per tutti i partiti, destra, sinistra, centro. Grazie mille Sammy e buona giornata. E io ti ringrazio per aver ricordato questa cosa, fare le cose, che poi era l'imperativo proprio di Berlusconi, fare le cose. 21esima festa della Lega, Fubine Monferrato, signori. Questo venerdì 16 giugno, quella festa della Lega in provincia di Alessandria. Se mi ascoltate dal Piemonte, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno, l'appuntamento è a Fubine Monferrato con Riccardo Molinari, chiaramente presidente dei deputati della Lega, ma anche con tutti i deputati della zona e soprattutto i consiglieri regionali che ascoltiamo spesso su queste frequenze. Il menù più buono, secondo me, è agnolotti alla piemontese, ok? Poi chiaramente vi do il permesso, se proprio volete mangiarvi le seppie alla griglia, sapete che ho un debole per le seppie alla griglia, sempre pensando dove le hanno pescate, perché siamo in Piemonte, ma stai lì a guardare. Prosciutto e melone? Va bene stes. 21esima festa della Lega. Fubine Monferrato da questo venerdì a domenica. L'appuntamento è con un'ennesima festa della Lega. Mamma quante che ne stanno arrivando. Quella là! Negli stessi giorni, 16, 17 e 18 giugno, mi è arrivato proprio il messaggino ieri, Lega Cantù in festa. Cantù si trova praticamente poco fuori Monza Brianza, andando verso Lecco, non distante da Como, insomma è lì in zona, ci si arriva in mezz'oretta da Milano. Lega Cantù in festa. 16, 17, 18 giugno presso il parco Mamete in via Monforte 20, Cascina Amata, Cantù. Venerdì e sabato dalle ore 19, domenica anche a mezzogiorno. 16, 17, 18 giugno, Lega Cantù in festa. Un'altra chiamata, chi c'è? Pronto? Pronto? Quella. Sammy? Ciao. Ciao, sono Rosanna da Milano. Ui. Allora, mi spiace tantissimo per Berlusconi perché io lo apprezzavo come persona. Non mi piaceva come politico, non lui, l'entourage del suo partito, perché sono persone che non mi sono mai piaciute e non mi piacciono. Il comportamento che hanno sempre avuto non li ritengo persone. Lui era un'altra persona, ma quelli del suo partito no, mi dispiace. Se mi ricordo bene, è stato l'unico Berlusconi a dire che se ci doveva essere un premier o una persona da mandare su era Salvini. Te lo ricordi? È vero.
È vero, grazie cara per questo ricordo molto particolare, ma neanche tanto perché comunque ci siamo passati anche noi, molto spesso si è detto e ci avete detto che anche intorno alla Lega, non magari quella di oggi, ma quella di ieri, c'erano persone che consigliavano male il segretario federale. Quante volte si è detta sta cosa? Quante volte abbiamo avuto un po' la sensazione che ci fosse qualcuno che desse strani consigli. A volte c'è questa sensazione. Nel caso di Berlusconi sicuramente si è circondato di personaggi particolari, anche perché lui aveva un piede da tutte le parti e quindi aveva conoscenze incredibili, e tra questi anche alcuni diciamo particolari. Intanto guardate l'orologio, ma soprattutto guardate la locandina bellissima del Corriere, Bossi e Berlusconi che guardano l'orologio, e certamente questa foto si è commentata dicendo è ora, è arrivata l'ora, e infatti sono le 13:43, tra poco più di un'ora in Piazza Duomo partiranno le esequie per Silvio Berlusconi con tutti i personaggi della politica, i più importanti, persino la Schlein ci sarà, mentre non ci sarà Conte, questo è un qualcosa che molti dicono perché i 5 Stelle diciamo che hanno le palle girate contro tutti, non sanno più chi odiare. In questo momento li odiano veramente tutti. 0292947222. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Ciao. Concordo pienamente con la signora che mi ha preceduto. Purtroppo quando c'era Gianni Bace Bozzo aveva un confidente sicuramente valido. Con un personaggio come Gianni Letta i risultati purtroppo sono stati quelli che sono stati. Tralasciamo le Carfagne, le Gelmine e compagnia cantante, ma attualmente tanto dobbiamo guardarci in casa nostra, cercare di tirare dritti, come è sempre stato il concetto della Lega, perché la Lega non era contro l'Unione Europea dei popoli, è contro questa Europa qua che sta portando alla distruzione totale della nostra civiltà, sia morale, politica e economica. E il discorso di Salvini, ricordiamo tutti quanti chilometri ha fatto nelle campagne elettorali in Emilia Romagna, nelle Marche, eccetera. Perché se erano dei risultati eccezionali, li abbiamo dovuto grazie a Matteo Salvini, che andava avanti e indietro come pochi, e abbiamo vinto nelle Marche e siamo arrivati lì in Emilia Romagna che si sono dovuti inventare anche le sardine, e così in Toscana e quant'altro, ce l'abbiamo sempre avuto tutti contro. Quindi certamente ha fatto degli errori, come l'ha detto lui stesso, Matteo Salvini, però bisogna sempre stargli molto vicino perché è l'unico, insieme a Antonio Maria Rinaldi, a Claudio Borghi, a Bagnai, Marco Zanici e altri politici della Lega, che dicono le cose più o meno come stanno. Purtroppo noi dobbiamo avere a che fare, come dicevo ieri, con i vincoli esterni, che sono gli Stati Uniti, che non sono i nostri amici, proprio per niente, e così vincoli interni, vedi Quirinale, compagnia cantante. Vincoli esterni e vincoli interni, è sempre utili i nostri ascoltatori perché ci danno degli input su cui pensare e meditare. In 10.000 per i funerali di Stato sfilano i potenti in Piazza Duomo a Milano. Chi ci sarà? Chi no? Pochi capi di Stato stranieri, arrivano però Orbán e l'emiro del Qatar. Però attenzione, a proposito di lutto nazionale, quindi delle polemiche anche su questo fronte, Berlusconi come Mao, scrive Repubblica, nessun leader nel mondo, tranne la regina Elisabetta e Fidel Castro, ha avuto tanti onori. E mentre Boldi e Razzi sono stati bloccati dalle forze dell'ordine, non hanno potuto entrare nella camera ardente di Berlusconi, noi ci colleghiamo proprio con Piazza Duomo. L'attore critico Massimo Moletti, inviato di Ticino Notizie, e anche il nostro inviato. Massimo Moletti, facci sentire anche qualche voce. Sì, adesso
Guarda, sono qui, volevo sentire i tifosi del Milan, ma non parlano. Adesso volevo sentire qualcuno di Forza Italia, aspetta che metto il vivo voce. Radio Libertà, Lega Nord, volete dire qualcosa per la morte di Berlusconi? Assolutamente, ci dispiace tanto, ci ha preso abbastanza impreparati e siamo qui per ricordarlo. È un dovere morale per tutti noi essere qui, ma non solo militanti, ma anche tifosi del Milan, ma anche simpatizzanti e soprattutto anche imprenditori, perché Berlusconi ha insegnato anche a tanti imprenditori come fare l'imprenditore. Ecco, voi siete anche abbastanza giovani, quando è che avete conosciuto Berlusconi politico? Ma Berlusconi politico da tanti anni, perché io da quando ho 14 anni sono appassionato di politica. Sono entrato in Forza Italia 2 annetti fa e la prima volta che l'ho visto è stato durante le convention e quindi ho un bellissimo ricordo di lui. Ma politicamente parlando l'ho conosciuto tantissimi anni fa e l'ho sempre stimato, l'ho sempre seguito. Ecco, qualcuno ha conosciuto il Berlusconi imprenditore quando aveva battuto il monopolio Rai o te ne parlava tuo papà? Mio papà mi ha sempre parlato di Berlusconi perché è sempre stato un appassionato e soprattutto mio padre, l'ho sentito ieri sera e mi diceva che si ricorda quando Berlusconi aveva rinnovato il modo di fare televisione ed era riuscito a togliere il predominio alla Rai la comunicazione unica praticamente. Era un sistema da ex Jugoslavia, in poche parole. La Rai, ma più direttamente i vertici della Rai di all'epoca erano praticamente orgogliosi di definirsi secondo un regime post-sovietico. Lo dicevano loro, erano comunisti dichiarati, quindi è normale che l'informazione non era assolutamente imparziale. Ultima domanda da Radio Libertà a un giovane. Andrete avanti con Forza Italia perché qualche gufo di Repubblica inizia a scrivere. Repubblica è sempre stata brava a fare articoli contro il centrodestra, non mi stupisce. Non è mai bloccato uno però, No, assolutamente, l'ha fatto anche il Fatto Quotidiano. Noi di Forza Italia siamo qui, staremo nelle sedi di Forza Italia anche in futuro, perché come ha detto il ministro Tajani, Forza Italia va avanti, perché tutto quello che ha creato Berlusconi non l'ha creato solo per il passato. Forza Italia c'è stata, Forza Italia c'è, Forza Italia ci sarà anche domani. Ultima domanda per Radio Libertà, Lega Nord. Ma è un funerale allegro, perché Berlusconi era allegro e dava positività, non era un musone. Era un grande. Ecco, un applauso per Berlusconi. Sammy, mi senti? Grazie Massimo Moletti. Per il momento ci lasciamo con Massimo Moletti, il nostro inviato in Piazza Duomo, però avete sentito insomma quanto è forte ancora l'amore per Forza Italia. E attenzione, vi do una notizia che non vi aspettate e che ci danno proprio i nostri amici nemici di Repubblica. L'ultimo sondaggio politico, sapete che cosa dice? Balzo di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi. Cioè siamo tutti qua a dire che Forza Italia adesso si scioglierà, chi si prenderà i voti di Forza Italia? Li prendo io, no, li prendo io. C'è anche Renzi, ragazzi, che assomiglia sempre di più a un Berlusconi più giovane, l'avete notato? Stanno aumentando i voti di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi. Tu dici, vorrei vedere, hanno passato ore e ore, giorni e giorni, a me sembra che sia passati mesi dalla morte di Berlusconi, abbiamo visto così tanti servizi su Berlusconi, il Berlusconi che ha fatto sulle case, il Berlusconi che ha fatto la televisione, il Berlusconi delle belle ragazze del Bunga Bunga, il Berlusconi che se l'è presa con i giornalisti del potere di Mamma Rai, quello che ha pulito la sedia dopo che si è seduto l'antipaticone del Fatto Quotidiano, insomma tanti Berlusconi delle barzellette, poi ve ne vado a prendere qualcuna, e questa cosa davvero sta influendo anche nelle nostre menti, noi che siamo anche deboli, bastano un po' di servizi in televisione, in radio che ci lasciamo influenzare davvero. Voi che ascoltate Radio Libertà è perché volete staccarvi un po' da queste cose che celebrano in maniera esagerata, esacerbata, con grazie Silvio,
grazie papà, eccetera, ciao papi, eccetera. No, papi no, papà, sulla torre di Canale 5 è bellissimo, vorremmo mettercelo un po' tutti quanti. Non è che ci fanno le richieste musicali poi, che possiamo metterci anche noi un grazie papà quando muore il nostro, col cazzo, quando muore il vostro non lo viene a sapere nessuno, e forse anche meglio così. Sondaggi politici, balzo di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi. Scendono, indovinate chi? Lega e PD. Non la Meloni, Lega e PD, portano una sfiga. Questi di Repubblica ci vogliono far litigare, l'avete capito anche questo? Scendono Lega e Partito Democratico, aumenta Forza Italia, adesso che Forza Italia non c'è più. Un po' mi viene anche da piangere, dice Sammy Varin, sei scemo, vabbè, adesso quelle robe che non ti aspetti. Fammi vedere ancora, perché a proposito di Lega, siccome il nostro inviato Massimo Moletti addirittura la radio della Lega Nord le è rimasta in drema e non lo siamo stati neanche ai tempi, però è vero, vi parliamo dal quartier generale della Lega in via Bellerio 41 a Milano, quindi è comunque una radio vicina, almeno fisicamente, alla Lega, e io vi parlo delle feste targate Lega sul territorio. Vi ho ricordato quella di Fubine Monferrato in provincia di Alessandria questo weekend, sempre questo weekend 16, 17 e 18 giugno, festa della Lega a Cantù, a due passi da Monza, da Lecco, da Como. Ce n'è un'altra che arriva invece il sabato più avanti, sabato 24 giugno, la festa che non vi aspettate della Lega Liguria, festa provinciale Lega Tigullio a Sestri Levante in provincia di Genova, sabato 24 giugno. Una sola sera, signori, ai Bagni Grande Albergo in via Vittorio Veneto a Sestri Levante, con ospitoni, ragazzi, che è tutti in una volta. Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, segretario Lega Liguria. Andrea Crippa, deputato, sto facendo 1, 2, 3 come Berlusconi a proposito, che abbiamo visto 3000 volte anche sta cosa, ed Andrea Crippa, deputato e vice segretario federale Lega Salvini Premier. Riccardo Molinari, capogruppo Camera Lega e segretario Lega Piemonte. Gianmarco Centinaio, senatore Lega Salvini Premier. E naturalmente tutti gli eletti nazionali, regionali e locali in Liguria. Festa della Lega Tigullio, Sestri Levante, sabato, non questo, quell'altro, 24 giugno, ore 19, ai Bagni Grande Albergo di via Vittorio Veneto a Sestri Levante in provincia di Genova. Bellissima occasione anche per farsi un weekendazzo, senza pensare naturalmente a quello che succederà in Lega, in Forza Italia, nel governo, salterà il governo addirittura. Qualcuno si sta indignando per il lutto di Stato, tranquilli, per voi non ci sarà. Beh, senti, anche noi però, posso difendere quelli che non vogliono fare il lutto, anche noi dicevamo Napolitano non è il mio presidente, e allora Sammy Varin, ma ascolta, diciamola tutta, per farci notare, perché comunque, no, proprio perché qualcuno lo pensa ancora adesso, vabbè, nel senso che per avere un po' di visibilità, perché non ti cagava nessuno. Ecco, ai tempi la Lega davvero non veniva presa in considerazione, eravamo come dei moschini nell'occhio, c'è sto cazzo di moschino leghista che rompe le palle. Per farci notare dovevamo dire le cose un po' esagerate, quindi dicevamo che il presidente non è il mio presidente. Sammy, ha ragione la signora di prima a criticare quel fax simile di persona chiamato Travaglio, quello della sedia, però quelle le ho viste volentieri, quelle scenette me le ero quasi dimenticate, Berlusconi che fa alzare Travaglio e pulisce la sedia prima di sedersi lui, mamma mia. Girano in rete anche queste cose che ha detto e fatto Berlusconi e che ce l'hanno fatto piacere, anche se a volte, altra sensazione per cui Rosy Bindi giustamente non vuole fare il lutto, eccetera,
qualcuno magari dice ci ha sputtanato un po' l'Italia, per il bunga bunga che poi non era vero niente, non lo sappiamo, non l'abbiamo mica capito, qualcosa di vero c'era, insomma, tu dici sono loro che hanno sputtanato l'Italia, quelli di sinistra e i giornalisti come Travaglio che hanno cooperato a sputtanare l'Italia, vero anche questo, però mi diceva il messaggino Travaglio, lui nella sua vita non ha fatto altro che criticare tutto e tutti senza rispetto alcuno, andando a spulciare in tutte le procure d'Italia. Mi piacerebbe poterlo vedere al posto di Berlusconi e fare il percorso che ha fatto lui per vedere come si sarebbe comportato e cosa sarebbe riuscito a fare. Lui che nel suo piccolo del suo giornalaccio si è fatto dare alcuni milioni dal suo amico Conte Giuseppe per ripianare il passivo. Chiaramente noi prendiamo le distanze da tutte queste insinuazioni e comunque Travaglio è uno di quelli, insomma, che ci ha dato dentro e ci dà dentro tuttora, e naturalmente la risposta alla Silvio Berlusconi è questa: i soliti comunisti danno la caccia a Berlusconi anche da morto, contestano il lutto nazionale e i funerali di Stato, a partire proprio dalla Rosy Bindi che ha detto inopportuno il lutto nazionale per una persona divisiva come Berlusconi, non è una scelta opportuna, perché le bandiere a mezz'asta? Siamo in una fase di santificazione che non fa bene all'Italia. Oh, io e Rosy Bindi siamo lontani anni luce, però anche io dico che una settimana di stop al Parlamento in un momento del genere, non al governo, comunque il governo va avanti, però al Parlamento mi sembra una roba un po' esagerata. Luigi De Magistris dice inaccettabile la sospensione del Parlamento per la morte di Berlusconi, è inaccettabile. I bisogni, le tragedie, i diritti possono attendere perché bisogna stare una settimana inginocchiati. Chiaro che qualcuno ci voleva inginocchiati per tante altre situazioni e chi non si inginocchiava veniva etichettato e chiaramente chissà se ci sarà qualche giornalista che in questi giorni farà la domanda: ma lei è in lutto? Lei è una settimana in lutto? È in lutto oppure non è in lutto? Se non è in lutto è comunista, è chiaro. Tommaso Montanari, eccone qua, il rettore, le bandiere dell'università stranieri non scendono, ognuno obbedisce infine alla propria coscienza, un'università che si inchina a una storia come quella non è un'università, chiaramente verrà multato. Andrea Crisanti, irrispettoso, non dobbiamo dimenticare che alcune sue azioni di Berlusconi non hanno avuto alcun rispetto per lo Stato che rappresentava, sicuramente non merita funerali di Stato né il lutto nazionale. I soliti comunisti. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Cinema. Qui Parlamento. Presidente, sì, quanto è avvenuto ieri all'interno della Giunta per le elezioni, vorrebbe dire anche all'esterno della Giunta per le elezioni, è assolutamente grave. Vede, Presidente, io non entrerò nel merito sulle questioni, perché per quello c'è la Giunta e la Giunta deve decidere come prevede il regolamento e come prevedono peraltro anche le leggi nella sua più ampia autonomia. Quello che indubbiamente però è accaduto ieri è una pressione psicologica e anche fisica fatta nei confronti dei parlamentari che compongono quell'organismo costituzionale, inaccettabile. E quando dico inaccettabile, Presidente, non mi riferisco alle legittime prerogative di ostruzione che può fare l'opposizione, ma ai metodi fisici messi per impedire ai componenti della Commissione di poter fare il proprio lavoro e il proprio compito. Questo è inaccettabile. Il confronto si fa seguendo le regole, non abusando delle regole o andando sopra le regole con la prepotenza, l'arroganza e con la forza fisica. Il presidente Fornaro era chiuso all'interno della Giunta per le elezioni, non poteva uscire. Noi eravamo all'esterno della Giunta per le elezioni e non potevamo entrare. In mezzo c'erano dei divani messi a mo' di barriera, ma non per difendere la Costituzione o per difendere un diritto, ma per impedire alla Giunta di far valere il diritto. Questo è quello che non possiamo tollerare. E allora a fronte di questo dico anche c'è un momento più grave, Presidente, nel quale poi è stato fatto un elenco da parte di alcuni di questi componenti di questo gruppetto che bloccava i lavori della Giunta. Hanno fatto l'elenco dei futuri parlamentari che potrebbero perdere il seggio se dovessero prendersi certe decisioni. Non so neanche su quali logiche. Hanno già stabilito che la Giunta andrà a prendere delle decisioni in una maniera piuttosto che in un'altra. Ma allora cosa devo aspettarmi, Presidente, la prossima volta? L'elenco che mette nei buoni o nei cattivi chi ha votato in una maniera o chi ha votato nell'altra in Giunta? Indicando l'elenco dei cattivi ai propri sostenitori esterni come punto da colpire? Questo è inaccettabile, perché questo vuol dire mettere sotto pressione la libera decisione di un parlamentare. E su queste cose, Presidente, noi pretendiamo che ci sia il massimo rispetto e soprattutto che chi compie questo tipo di azioni ne sia ovviamente portato a pagare il prezzo. Qui Parlamento.
Per chi si intende di musica italiana non potete non conoscere questo pezzo dei Mecano, con una C sola, attenzione, perché quelli con 2 C avevano cantato altri pezzi tipo Le ragazze come me, era un'altra canzone. Figlio della Luna, storica canzone dei Mecano, è stata ricantata da Leonor, giovanissima artista che teniamo d'occhio, anzi d'orecchio, e che passiamo spesso su queste frequenze perché secondo me è una di quelle che ci regalerà belle cose dal punto di vista musicale. Figlio della Luna, Leonor, cercate il canale YouTube di questa giovanissima. Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini in Piazza Duomo per i funerali di Berlusconi. Stanno arrivando tutti i big proprio in questi minuti, ma stanno arrivando soprattutto tantissime persone comuni in Piazza Duomo. Certamente sarà un funerale da ricordare, nonostante naturalmente le polemiche, tanta gente di sinistra che sta protestando soprattutto per la scelta di fare un blocco così in Parlamento, addirittura una settimana di blocco dei lavori parlamentari e poi il lutto nazionale, tante cose che la sinistra non avrebbe assolutamente fatto. Anzi, ci fermiamo perché a quest'ora, come ogni mercoledì, arriva il Focus Emilia. Va ora in onda Focus Emilia Romagna. E grazie naturalmente a tutti i gruppi Lega sul territorio con cui quasi quotidianamente ci colleghiamo per vivere il territorio proprio in diretta, grazie a chi il territorio quotidianamente lo vive. Con noi il gruppo Lega Emilia Romagna, il vicepresidente della Commissione Sanità Daniele Marchetti. Ciao! Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Ehi, Sempre grazie. un piacere. È sempre un piacerone, tutto nostro, e naturalmente chi ci segue in diretta può interagire con noi con il vecchio metodo del telefono chiamando 02 92 94 7222 su qualunque argomento, Emilia Romagna e non solo. Chiaramente i politici della Lega cercano di dare risposte o comunque di capire insieme che cosa accade anche tramite WhatsApp al 346 642 7756. Non so da dove partire perché qui ci sono anche le agenzie che hanno sputato notizie che certamente andranno meditate e supportate anche da voi ascoltatori. Lo abbiamo già cominciato a commentare, il caso Bibbiano su presunti affidi illeciti. Quante volte abbiamo ricordato a una certa parte politica: parlateci di Bibbiano, e già naturalmente i siti ce lo rinfacciano. Assolto in appello Claudio Foti, e lo psicoterapeuta dice ha vinto la giustizia dopo anni di gogna. Chiaramente le sentenze non si commentano, però tutto questo fa pensare. Cosa fa pensare? Marchetti, vuoi dire una battuta su questa, che è forse l'argomento che più anche come radio abbiamo seguito? Abbiamo in diretta ogni giovedì una trasmissione che riguarda proprio i bambini strappati alle loro famiglie per darli a volte a famiglie che non sono famiglie. Che idea ti sei fatto, Marchetti, in questi anni, tanti anni dopo il caso Bibbiano? Ma direi che giustamente nel corso di questi ultimi anni avete seguito attentamente questo tema, anche perché quando si parla comunque di tutela dei bambini serve la massima attenzione, soprattutto da parte delle istituzioni. Ovviamente, come hai giustamente detto tu, le sentenze si rispettano, per carità, però è evidente che comunque fosse in atto un sistema molto preciso da quel punto di vista. Non a caso in Regione Emilia-Romagna nella passata legislatura ottenemmo una commissione d'inchiesta che aveva proprio come obiettivo quello di far luce sui fatti riconducibili a Bibbiano, ma ovviamente estendendo il tema a tutto il territorio regionale.
e che non aveva soltanto ovviamente l'obiettivo di far luce su quei fatti che balzarono sulle cronache locali e nazionali purtroppo, ma anche per mettere luce e mantenere accesi i riflettori su un tema così importante. Questo è un operato che abbiamo sempre messo in campo noi in primis come Lega, proprio qui in Regione Emilia-Romagna, dal momento che diciamo la punta dell'iceberg è emersa proprio sul caso Bibbiano, ma si è reso necessario appunto all'epoca battersi per ottenere questa commissione d'inchiesta e mettere un freno e soprattutto far luce su un intero sistema che purtroppo a volte, mettiamola così, per via di passaggi burocratici tra un ente, una responsabilità e un'altra, probabilmente si arrivano a degli allontanamenti con un po' troppa facilità. Quindi il nostro obiettivo è sempre stato questo e continueremo ovviamente a batterci per mantenere viva l'attenzione al di là delle sentenze che ovviamente non sono qui a giudicare. E naturalmente, cari ascoltatori, siete anche voi stessi che attraverso questa radio vi fate portavoce di una verità. Poi certo sono i giudici che decidono, eccetera, e magari a volte la giustizia potrà sbagliare, può capitare, però siete stati voi stessi che negli anni siete andati in diretta su questa radio facendo capire che c'era qualcosa che non funzionava, che certi bambini venivano strappati ai loro genitori fuori da scuola senza un motivo, e approfittate ancora oggi per questo e per qualunque altro argomento di questa radio, perché abbiamo ancora la possibilità di essere liberi. Il numero è sempre quello 0292947222 oppure WhatsApp 346 642 7756. Ma naturalmente abbiamo in linea Daniele Marchetti, che è vicepresidente della Commissione Sanità, consigliere regionale dell'Emilia Romagna, ma che soprattutto è di Imola. Si torna purtroppo a parlare dell'emergenza alluvione. Oggi un tavolo governo sindaci, la Meloni che dice Musumeci coordinerà in attesa del commissario, e già perché il commissario all'emergenza non c'è ancora. Chiaramente c'è una parte politica che vorrebbe Bonaccini, e da questa parte, da parte del centrodestra, uno dice ma insomma Bonaccini qualche problemino forse lo ha avuto in questi anni, non è riuscito a far fronte a tutto quello che doveva fare, diciamo che c'è qualche interrogativo, intanto però è ancora allerta gialla sull'Emilia Romagna. Un nuovo allarme meteo, e io chiedo prima di tutto a te Daniele com'è la situazione, visto che tu vivi ad Imola e purtroppo conosci benissimo la tua zona, i grandissimi problemi che ci sono e purtroppo ci saranno per un po' di tempo. Daniele. Purtroppo, come potete immaginare, le difficoltà non sono ancora terminate. Quando si ha a che fare con una situazione di questo tipo, dove ci sono migliaia di famiglie sfollate che hanno perso tutto, beni materiali, ricordi, i sacrifici di una vita, senza dimenticare anche la perdita di vite umane che purtroppo ha interessato il nostro territorio, la Romagna in particolar modo. Io, come hai giustamente ricordato, provengo da Imola, che è un territorio che fortunatamente, almeno dal punto di vista di impatto sui grossi centri abitati, è stato risparmiato, a differenza di quanto è avvenuto ad esempio a Faenza, a Forlì, dove sono state interessate le città grosse. Dal territorio da cui provengo giungono immagini drammatiche però dalle frazioni, che non sono certamente territori di serie B, che sono state interessate da rotture di argini e altre problematiche legate al dissesto idrogeologico, ad esempio sull'Appennino, perché non dimentichiamoci che c'è un'emergenza che ci trascineremo dietro ancora a lungo, che è quella del territorio appenninico. È un territorio assolutamente dilaniato, dove gran parte della viabilità comunale, ma anche provinciale, non c'è più. E questo è un problema che purtroppo ci trascineremo dietro a lungo, ed è per questo che abbiamo colto con entusiasmo l'apertura del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che ha dichiarato in più occasioni comunque il suo interessamento diretto come ministero, al di là degli aiuti e dei finanziamenti che arriveranno tramite decreto,
ma proprio con fondi diretti per la viabilità della montagna, perché questa è un'emergenza veramente importante, se soprattutto consideriamo che l'economia di quei territori è basata sull'agricoltura, quindi spostamento di mezzi agricoli, produzione di latte, insomma non è così immediata, quindi al di là delle difficoltà legate al rientro nell'abitazione ci sarà poi una problematica che si ripercuoterà nel tempo legata all'economia di quel territorio. Poi ci sono i problemi che abbiamo visto tutti della pianura, inondazioni di paesi interi, di città, frazioni, di località, delle campagne anche in pianura. Noi oggi in Regione Emilia-Romagna abbiamo lanciato la proposta di istituire una commissione d'inchiesta. La novità di questi giorni è proprio questa. Questo non perché individuare un colpevole o più colpevoli riporti indietro le vite umane perse o i beni materiali persi, però è fondamentale individuare eventualmente le concause, perché oggi parliamo di disastri che vediamo sul nostro territorio, però non dimentichiamoci che al di là delle piogge importanti che comunque hanno interessato la Romagna intera e più in generale l'Emilia Romagna in queste ultime settimane, sicuramente potevano, diciamo così, essere contenute nel momento in cui magari le istituzioni competenti avessero messo in campo tutte le azioni di loro competenza, appunto. Io vi posso riportare alcuni esempi molto pratici e semplici. Innanzitutto non lo diciamo soltanto noi, così sgombriamo il campo da qualsiasi polemica di stampo ideologico politico. Ci sono numerose associazioni di categoria agricole, in primis, che parlano di mancata manutenzione dei corsi d'acqua. Questo sia sui letti dei fiumi, ma anche sulle condizioni degli argini. Ci sono anche amministratori locali di centro-sinistra, attenzione, che parlano di eventuali cause che potrebbero aver aggravato la situazione. Sempre per riportare, diciamo, testimonianze non targate Lega. Io sono di Imola, la mia città è amministrata da un sindaco di centro-sinistra, il quale in un recente consiglio comunale ha dichiarato che alcuni fiumi hanno retto perché è stata effettuata una corretta e adeguata manutenzione, altri no. E ha parlato di responsabilità da accertare non certamente a capo dei comuni, ergo a capo della regione, perché è l'ente, diciamo, che ha tra le sue competenze quello della manutenzione dei fiumi è proprio la regione. E quindi è per questo che come Lega ci siamo posti convintamente contrari a un'eventuale nomina dell'attuale presidente Bonaccini a commissario straordinario. Innanzitutto perché era già commissario all'emergenza idrogeologica e quindi se ad oggi non è riuscito a mettere in campo tutte le azioni utili per limitare i danni, perché io non voglio dire che magari sarebbe accaduto nulla, non voglio dire questo perché nessuno ha la sfera di cristallo, però sicuramente determinate azioni avrebbero comunque contenuto i danni se non azzerati. Quindi non si può pretendere di nominare una figura istituzionale che ha avuto il pallino in mano fino all'altro giorno come nuova figura che dovrebbe ricostruire magari sulle macerie create da eventuali responsabilità della sua giunta regionale. Vi riporto anche un altro semplice esempio sul monitoraggio degli argini dei fiumi, giusto per darvi contezza di ciò che avviene qui a livello territoriale. C'è un programma regionale, quindi una regola dettata dalle linee guida della stessa Regione Emilia-Romagna, regole proprie, diciamo, che impone alla giunta regionale entro marzo di ogni anno di raccogliere le informazioni dai territori sui monitoraggi effettuati lungo i corsi d'acqua, in particolar modo per verificare la presenza o meno di tane lungo gli argini. Questo perché? Perché sappiamo benissimo tutti che le tane dei cosiddetti animali fossori, ovvero
nutrie, istrici, possono peggiorare la situazione, perché nel momento in cui l'acqua si infiltra nelle tane purtroppo può portare alla rottura degli argini. Questo monitoraggio dovrebbe essere effettuato, ripeto, entro marzo di ogni anno. Io che cosa ho fatto? Ho fatto una cosa molto semplice, ma proprio per prepararmi, ad esempio, alle occasioni di dibattito nelle aule istituzionali. Ho richiesto il monitoraggio effettuato entro marzo di quest'anno. Siamo già a giugno. Mi è stata chiesta una proroga perché devono ancora raccogliere tutte le informazioni dai territori. Tradotto, il monitoraggio non è stato fatto, nemmeno quello degli anni precedenti, perché ho chiesto anche quello degli anni precedenti. Quindi io credo che questo sia un elemento, un esempio che vi riporto, per farvi capire che molto probabilmente qualcosa non è andato per il verso giusto. E ripeto, io non sto dicendo che con queste azioni non sarebbe accaduto nulla. Non posso dirlo e non sono nelle condizioni di prevederlo. Però possiamo dire con assoluta certezza che con determinate azioni preventive magari qualche danno in meno l'avremmo registrato. Quindi a maggior ragione, proprio per tutte queste motivazioni, abbiamo ritenuto opportuno di chiedere una commissione d'inchiesta proprio per far luce su ciò che non è andato. Ad esempio anche sulle casse d'espansione. Territorio da cui provengo io, c'è una cassa di espansione che non è ancora ultimata, che quindi non è ancora in grado di raccogliere la quantità d'acqua per cui è stata ideata. Guarda caso il fiume sul nostro territorio ha rotto proprio nelle vicinanze di questa infrastruttura, chiamiamola, quest'opera non ancora terminata. Allora, ci vogliamo dare una mossa e vogliamo capire che queste opere sono fondamentali, mandando a spendere magari quegli ambientalisti che fino ad oggi hanno stoppato tutti questi lavori che magari oggi ci avrebbero portati ad una situazione completamente diversa. Questo è il momento delle decisioni e non serve assolutamente Bonaccini commissario per portare avanti queste iniziative, anzi più se ne sta fuori e meglio è. Capite l'importanza di un'opposizione che faccia davvero l'opposizione in maniera costruttiva e che segnali determinate cose? È chiaro che poi le risposte che ti arrivano dalla maggioranza, ora stiamo parlando di Emilia-Romagna, sono fumose, fanno giri di parole, gli stessi sindaci non possono dire il loro vero pensiero perché altrimenti che fai? Ti metti contro te stesso che sei stato eletto proprio da quella parte politica. Però in questo caso la Lega, il centrodestra in Emilia-Romagna cerca di fare squadra, cercando di segnalare che cosa non è andato bene e cerchiamo di scoprirlo insieme, facendo squadra. Poi certo, come dicevi tu, ci sono gli ambientalisti, salutiamo il WWF, ciao ciao, che ha detto chiaramente che non è vero niente, assolutamente no, siamo noi che siamo esagerati, la colpa è del clima e sono tutte fake news le altre opinioni che poi sarebbero le nostre. Siamo in democrazia, ognuno naturalmente può dire quello che gli pare, poi andiamo naturalmente a parlare soprattutto con chi sta vivendo questo dramma. L'obiettivo è indennizi al 100%, ha detto poco fa Meloni parlando ai sindaci e ai governatori delle zone alluvionate. Vasco Rossi parallelamente ha fatto cantare al suo pubblico favole, favole, favole. I politici ci raccontano solo favole. L'Italia non conta niente nel mondo. E poi ha citato la Meloni, ha citato Matteo Salvini, ha citato il Movimento 5 Stelle, ha citato i comunisti che racconterebbero favole, ma non ha citato il PD. Chissà come mai sta cosa. Mi ha dato un po' fastidio. Li citi tutti, citi persino Salvini e cita anche Bonaccini. Dai, no, Vasco Rossi su questo non ci sta, ma non volevo certo farti parlare di Vasco Rossi, ma l'ultima battuta, ormai mancano 2 minuti e visto che sei vicepresidente della Commissione Sanità, ricordiamo che a proposito di un'opposizione che fa davvero l'opposizione, che ogni tanto fa delle domande, vuole delle risposte, tu sei colui che ha scoperto il buco di bilancio della sanità regionale in Emilia-Romagna. Lo sapevate, ascoltatori? E se sentite questa radio lo sapete, sì, lo strano affair dell'ex direttore generale dell'assessorato. A proposito, è vero
vero che la regione Emilia-Romagna spenderà 730.000 euro per una nuova figura dirigenziale. In questo momento poi è il momento giusto, oltre a dare i soldi chiaramente all'Africa, mamma mia, 1 milione passa. Marchetti. Assolutamente vero, sì, come hai ricordato tu, l'Emilia Romagna è stata interessata da un disavanzo, un buco di bilancio di ben oltre 880 milioni di euro soltanto per quanto riguarda la sanità nel 2022. Un dato che venne denunciato anche dall'ex direttore generale alla sanità, l'assessorato alla sanità, quindi una figura tecnica apicale dello stesso apparato politico della regione Emilia-Romagna, quindi non sicuramente una leghista, che parlò di mala gestione delle risorse pubbliche. Ma guardate, neanche farla apposta, e lo dico con un po' di amarezza, i temi della sanità e della difesa e tutela del territorio si collegano, perché purtroppo abbiamo assistito in questi ultimi mesi a un'operazione di raschiamento del fondo del barile che ha portato la giunta regionale a tirar fuori risorse da tutti i capitoli di bilancio per sanare il buco creato dai disastri amministrativi in sanità. E il tema e l'ambito della tutela del territorio, quindi il contrasto al dissesto idrogeologico, è stata interessata da questa sottrazione di risorse economiche che sono state riversate poi nella sanità. Quindi sono tutti travasi che purtroppo stanno causando dei problemi anche su altri versanti, e sono cose che noi abbiamo denunciato. Guardate, non lo dico tanto per fare lo splendido, ma in autunno dell'anno scorso avevamo denunciato il fatto che comunque erano state sottratte risorse anche alla tutela del territorio per colmare i danni compiuti in sanità, criticando proprio la giunta dell'Emilia Romagna perché si stava andando a mettere una pezza su un versante per poi lasciare scoperto un altro ambito altrettanto importante, perché la tutela del territorio purtroppo oggi abbiamo visto tutti quanto sia fondamentale. Signori, queste sono notizie che ascoltate se siete sintonizzati su questo canale. Purtroppo altri canali nazionali quasi zero. E io posso soltanto ringraziare il gruppo Lega Emilia Romagna e tutti gli altri gruppi sparsi qua e là per l'Italia che si fanno avanti per raccontare un'altra verità. Poi lo sapete, la vera verità probabilmente sta nel mezzo, ma è giusto sentire anche le altre voci dal territorio. Daniele Marchetti, da Imola, vicepresidente della Commissione Sanità, consigliere regionale della Lega. Marchetti, è stato veramente un piacere. Grazie per essere stato con noi. Alla prossima. Ciao. Buona giornata a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente. Quando è stato chiesto anche a noi di intervenire per il ricordo di Roberto Ciccio Messere, il dubbio che qualcuno poteva porsi è come è possibile intervenire rispetto ad esperienze politiche molto lontane, distanti e distinte dalla cultura e dalla sensibilità di molti di noi del centrodestra. Bene, in realtà su questo aspetto ci soccorre una poetessa degli inizi del Novecento, Evelyn Beatrice Hall, che nel 1906 scrisse un saggio sugli amici di Voltaire, perché quell'espressione che poi è stata spesso usata ed abusata, rievocando quelle che erano le parole di Voltaire, in realtà appartenevano a questa poetessa, quando disse: non sono d'accordo con quello che tu puoi eventualmente professare, ma darei la vita perché tu potessi continuare a farlo. Ecco, questo è il sale della democrazia, questo è il principio fondamentale all'interno del quale noi, all'interno di quest'aula parlamentare, continuiamo a confrontarci, e uno come Roberto Ciccio Messere per noi rappresenta una sorta di antitesi dialettica, ma quell'antitesi dialettica che, parafrasando Hegel, era essenziale e rimane tuttora essenziale per passare ad una
sintesi superiore. È stato definito in ogni modo, è stato definito come il meno allineato tra i radicali, come il più bravo ed il più buono, così Carmelo Palma dalle colonne dell'Inchiesta lo ha definito anche di recente, o come il soggetto politico che stava nel partito radicale come Don Milani stava nella sua chiesa, contestando, senza uscirne, in modo composto, ma portando avanti quella che era la sua dimensione della dissenting opinion. È stata ricordata la sua esperienza parlamentare, la sua esperienza anche post parlamentare professionale, perché ha sentito il bisogno di immergersi in quella che lui riteneva essere la società di ogni giorno, cosa diversa rispetto alla società civile, perché su questo dobbiamo essere chiari. In questa aula parlamentare noi siamo parte integrante della società civile, non siamo alieni e non siamo soggetti che rappresentano degli interessi dell'iperuranio. Tra le iniziative che ha portato avanti c'è stata non soltanto quella che poi è culminata in uno, anzi più arresti dal 1972 in poi, per la posizione che ha espresso in materia di libertà di coscienza, di obiezione di coscienza, ma ci fu anche quella iniziativa tragicomica o simpatica, così come la si vuole definire all'epoca, che fu di contrapposizione rispetto al presidente Nilde Iotti sull'utilizzo di alcuni regolamenti parlamentari. Probabilmente, ma questo è un mio pensiero davanti al quale commetterò un piccolo peccato di approccio intellettuale, la dinamica di quella dialettica era diversa, perché ricordava Ciccio Messere all'allora Partito Comunista di essere integrato nel sistema, e se c'era una colpa che in quel momento i comunisti rivolgevano verso i radicali era appunto quella di volersi distinguere da un sistema che invece Roberto Ciccio Messere era riuscito a cambiare senza essere contaminato. Questa era la distinzione, questo era il discrimen tra il suo approccio politico-intellettuale e quello dell'allora Partito Comunista. Per andare a terminare con quella che è stata la sua splendida esperienza, che è stata ricordata da più di qualche collega questa mattina, con la creazione della prima agorà telematica nel 1993. Sembra che siano passati 100 anni, in realtà stiamo parlando di ieri e non stiamo parlando di un'età preistorica, ma la differenza tra quella piattaforma telematica ed altre piattaforme come quella del Rousseau consiste nel fatto che quella era davvero, come lui la definiva, una piattaforma aperta, senza soggetti esterni che in qualche modo potessero condizionare il dibattito. Anzi, era una piattaforma alla quale potevano aderire soggetti non solo non iscritti, ma soggetti contestatori. Quello era il concetto di pienezza della democrazia, quello è il sale della democrazia che ancora oggi noi di centrodestra ci permettiamo di onorare. Grazie, onorevole. Qui Parlamento.
È tornato il guardiano del faro. È la storia, ragazzi. Federico Monti Arduini è ritornato a produrre, ha fatto un nuovo CD che si chiama Il venditore di sogni. Il guardiano del faro lo ricordiamo per poche canzoni ma indimenticabili, tutta roba strumentale, Il gabbiano infelice con un arrangiamento di Amazing Grace, e poi Amore grande, amore libero. Che storie, tutto suonato con il Moog, che è uno speciale organo elettronico che si usava ai tempi e si usa tuttora, ma ai tempi era utilizzato da solista, quindi suonava esclusivamente quello e non serviva per fare effetti strani. Cercatelo su YouTube e sugli store digitali. Il guardiano del faro con Il venditore di sogni ci porta all'appuntamento di Focus Lombardia. Va ora in onda Focus Lombardia. Il nostro settimanale collegamento con il gruppo regionale Lega in regione Lombardia, e quest'oggi lo facciamo ringraziandolo per la presenza, il vicepresidente di Commissione Ambiente e Clima Protezione Civile, Riccardo Pase. Ciao Riccardo! Ciao Sammy, ciao a tutti i radioascoltatori. Grazie per passare qualche minuto in nostra compagnia. Riccardo, naturalmente non possiamo far finta di niente. Tra pochi minuti partiranno ufficialmente le esequie per Silvio Berlusconi e naturalmente ti chiedo una chiave di lettura di tutto quello che sta accadendo. Polemiche comprese, perché ragazzi sì, va bene che siamo il paese delle polemiche, però forse si sta esagerando e il bello deve ancora venire. Riccardo, partiamo dalla figura, chiaramente con una battuta, la figura di Silvio Berlusconi, che noi abbiamo vissuto, noi grandicelli, proprio fin dall'inizio, voi un po' più giovani, ma neanche tanto, e comunque avete sempre partecipato alla vita non soltanto politica, sempre con Silvio Berlusconi. C'è sempre stato Silvio Berlusconi. Che significato dai alla sua persona e soprattutto naturalmente il dopo Berlusconi, che sarà bello tosto secondo me. Riccardo Pase. Allora Sammy, cosa dire? Oggi è il momento di ricordare l'uomo Silvio Berlusconi. Oggi è il giorno del suo funerale. Sono contento che sia deciso di fare il lutto nazionale. Sul territorio in alcuni comuni abbiamo chiesto anche di fare il lutto cittadino, proprio perché il lavoro che ha fatto Berlusconi come imprenditore prima, come uomo, come manager, ha portato sicuramente la Lombardia, Milano, con tante realtà milanesi, mi immagino Cologno Monzese, dove ha creato Mediaset, che oggi è protagonista a livello mondiale. Quindi sicuramente è un grandissimo imprenditore. Si è dato alla politica, e mentre prima, che faceva solo l'imprenditore, era amato e stimato ovunque da tutti, ricordo anche la grandissima esperienza con il Milan, anche se sono interista, il grande risultato che ha fatto, perché bisogna riconoscerlo, dove ha toccato ha creato grandi risultati. Nel momento in cui è entrato in politica è intervenuto l'odio, è intervenuta la magistratura, è intervenuto tutto quello che oggi rivediamo anche dopo la sua morte. Ecco, questa è una cosa triste che alcune realtà italiane, alcuni partiti, alcune persone non comprendono nemmeno, che il tacer è la cosa migliore in alcuni momenti. Questa è la cosa che mi dispiace di più dal punto di vista dell'oggi. Di che cosa sarà domani? Sicuramente è una persona di equilibrio, ha sempre lavorato per trovare equilibrio, ha trovato la sintesi, è stato capace di costruire il centrodestra, che una volta non c'era, dobbiamo riconoscerlo, e quindi la capacità e la sua presenza è sempre stato, come grande leader, un momento che univa. Io mi auguro che la sua esperienza, le sue capacità, diciamo quello che ha lasciato, aiuti comunque il centrodestra a rimanere naturalmente unito e a lavorare anche ricordando i valori che ha insegnato, perché come Lega noi portiamo tantissimi valori e io ne sono orgoglioso e ne sono fiero, ma devo riconoscere che anche Berlusconi ha portato nel mondo politico una parte di valori che io condivido. È vero, e a proposito di questo, 30 secondi di Umberto Bossi, perché alle esequie di Silvio Berlusconi è apparso
il nostro, come si diceva un tempo e lo diciamo ancora qua in Bellerio, capo con la K. Sentiamo Bossi. È stato il fondatore del centrodestra, però era diverso da come veniva descritto. Sembrava di più un uomo che ha i suoi principi, era il bello, il buono e il giusto. Sono principi che insegna la scuola italiana. È la prima cosa che ho notato quando l'ho conosciuto. Berlusconi era diverso da come veniva descritto, ha detto Bossi pochi istanti fa, e proprio giustamente ha ricordato quello che dicevi tu, Pase. I suoi principi erano il bello, il buono e il giusto. Ma intanto Piazza Duomo è ormai gremita, stiamo trasmettendo in diretta anche delle immagini che ci arrivano da personaggi indipendenti, e lo diciamo perché sul Corriere e su Repubblica ci sono le immagini che vogliono loro. Qui ce ne sono altre, chiaramente, dalle quali prendiamo le distanze, perché non si scrivono queste cose, però dimostrano che probabilmente c'è anche qualcuno, insomma, un po' arrabbiato in Piazza Duomo. Io ve la leggo prendendo chiaramente le distanze da quello che c'è scritto: Travaglio, uomo di merda. Così recita un cartellone sostenuto da un giovane. E qui, Riccardo Pase, certamente ti chiamo anche a dire una battuta sulle polemiche lanciate da qualcuno, da Travaglio a Rosy Bindi, qualcuno che forse era a caccia semplicemente non di notorietà, ma di dire ci sono anch'io, perché dire determinate cose in un momento del genere sembra proprio vabbè, e allora cosa ce ne può fregare? Lo fai per farti notare? Polemiche sulla giornata di lutto nazionale, sul mettere le bandiere a mezz'asta. Nella mia università io non le metto, il lutto che divide, ha scritto qualcuno. E poi anche, perdonami, ma giustamente io faccio parte di una radio ancora libera, ancora aperta, e molta gente, insomma, che ha detto però una settimana di fermo parlamentare non è un po' troppo? Punto di domanda. Riccardo Pase. Quanta carne al fuoco. Allora, io cosa dire? Io non voglio seguire le polemiche. Io ho imparato nella vita che chi fa polemiche è perché non ha nient'altro di positivo da dare. Quando fai polemiche è perché non hai niente di dire di tuo, nessuna prospettiva, nessuna idea di futuro, e quindi l'unico modo per resistere è di attaccare gli altri. Ma attaccare una persona che è morta in questo momento è veramente squallido. E io, se ci fosse mia mamma che non è più in vita e facesse una cosa del genere, mi tirerebbe uno scappellone e avrebbe ragione, che dice ma forse non gli hanno insegnato l'educazione, non gli hanno insegnato il rispetto. Questa è l'ABC della vita, che secondo me è una cosa veramente triste. Riguardo all'aspetto parlamentare, è sempre comunque una polemica. Allora, naturalmente un lutto nazionale comporta grandi problematiche, perché naturalmente le persone si sono spostate, si sono riorganizzate, hanno avuto delle esigenze, perché molti parlamentari erano vicini e amici di Berlusconi, e quindi io non ci vedo onestamente niente di male. Cioè, non è che il paese si è bloccato perché per 48 ore o 24 ore in più cambia il mondo. Io sinceramente ritengo in questo momento stiamo vicini alla famiglia, che è la cosa migliore. Poi dopo si riparte, settimana prossima si riparte, si ritornerà a fare politica magari con un po' più di qualità, magari si riparte con la progettualità, con quello che è il futuro, e non sempre attaccando gli altri, perché non è che si può fare questo, perché io lo vivo dappertutto, poi lo vivo nell'ambiente dove non si fa altro che attaccare, senza mai porre soluzioni che funzionino. E questa è la cosa triste di questo paese. Purtroppo in Italia c'è o il bianco o il nero, non esiste mai. Invece in realtà la vita ci insegna che sono una sfumatura di colori, e quindi dobbiamo essere capaci di coglierle tutte, per cui o non si fa niente, non si dice niente, o tutto dall'altra parte si dice il peggio di tutti. Ecco, magari cambiamo il modo di fare. Questo è il mio approccio anche politico. È vero, è vero, è vero. Con noi Riccardo Pase, il consigliere regionale della Lega qui in Lombardia. E allora, Riccardo, una battuta anche su cosa sta facendo la Lega e il centrodestra in regione Lombardia. Ho sentito parlare di una mozione sulla qualità dell'aria. Di cosa si tratta? Guarda, siamo arrivati all'ennesima follia dell'Europa. Noi abbiamo fatto una mozione che va a ricalcare quanto si è già mosso il Presidente e l'assessore regionale Maione,
ma tutta la giunta regionale in interesse dei lombardi. L'Europa vuole fare una direttiva sull'aria che uccide la Lombardia e la pianura padana, ma proprio fisicamente la uccide, pone degli obiettivi che sono assolutamente irrealizzabili. Io se vuoi ti do alcuni dettagli perché sono veramente la follia. Allora parliamo di una riduzione del 75% dei veicoli, la circolazione dei veicoli, del 75% gli impianti di riscaldamento a metano, del 100% gli impianti di riscaldamento a biomassa, faccio un esempio quelle delle baite piuttosto che quelli di montagna, la riduzione del 60% del bestiame, bovini e suini, e il 75% delle attività produttive, il 75% delle attività produttive. Questo è un obiettivo che ci dà l'Europa al 2030, domani mattina. Ci dice chiudete tutto perché la qualità dell'aria vostra non è delle migliori. Però io, permettimi, entro perché l'ideologia va bene fino a un certo punto, ma a un certo punto diventa veramente dirompente. Noi in Lombardia la produzione di inquinanti è assolutamente in media con il nostro paese, con tutto il resto del paese e addirittura in alcuni casi un terzo del resto d'Europa. Non possiamo smettere di respirare, non possiamo tagliarci un braccio o una gamba per accontentare l'Europa. Noi non stiamo inquinando, siamo in una situazione di una conca, una situazione complicata e purtroppo nonostante noi abbiamo un inquinamento bassissimo che è il minimo, perché lo sviluppo sostenibile comprende 3 pilastri: sostenibile dal punto di vista ambientale, sostenibile dal punto di vista economico e soprattutto sostenibile dal punto di vista sociale. Questo che vogliono, noi dovremmo togliere 2/3 dei lombardi, dirgli andate da un'altra parte, non vivete più in Lombardia, così almeno l'aria sarà un pochino più pulita. Ma non solo questo, durante il lockdown, quando era tutto bloccato, l'inquinamento si è ridotto solo del 3%, abbiamo avuto dei picchi storici degli ultimi 10 anni di PM10, è follia ragazzi, è veramente follia. Però posso dire una cosa, e faccio in maniera provocatoria, ci dicono che la regione Lombardia l'aria è inquinata, che la sanità fa schifo, che le acque fanno schifo, che tutto il coso. Negli ultimi 30 anni la vita media delle donne è aumentata di 15 anni. In 30 vuol dire che ogni 2 giorni che uno vive un terzo giorno glielo regala la Lombardia, la capacità della Lombardia. Ragazzi, ma cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Cioè diamo un segnale chiaro all'Europa che queste cose sono follie, perché se vogliono uccidere la Lombardia e l'Italia, perché queste non sono azioni ambientali, sono azioni chiare, politiche, di economia politica, che vogliono colpire il nostro paese e noi non possiamo accettarle. Vi è venuto il dubbio anche a voi, cari amici? E non dico che la dobbiate pensare per forza come la Lega, come Matteo Salvini, che magari, insomma, ti viene il dubbietto che ci sia qualcuno che dalla Cina paghi determinate persone per pubblicizzare determinate cose green, però la verità sta sempre nel mezzo e dobbiamo cominciare a pensare, soprattutto che tra meno di un anno si va ad elezioni proprio per il Parlamento europeo e quindi green sì, ma come ha detto Riccardo Pase, un green sostenibile per la nostra economia, per chi lavora, per chi vive nel nostro paese. Non green a tutti i costi, che vuol dire morire senza lavoro o diventare schiavi di qualcuno che del green se ne fotte altamente. Io ringrazio davvero Riccardo Pase, vicepresidente della Commissione Ambiente e Clima, Protezione Civile. Riccardo, buon lavoro e a prestissimo. Grazie a tutti voi, un abbraccio Sammy. Grazie a Riccardo Pase, signori, abbiamo ancora una manciata di minuti e chi vuole entrare in diretta lo può fare e tra una manciata di minuti arrivano le 15 e cominceranno ufficialmente le esequie di Silvio Berlusconi in Piazza Duomo, una Piazza Duomo assolutamente gremita. Stiamo vedendo alcune immagini diffuse dal nostro inviato Massimo Moletti, inviato particolare perché va a cercare anche le fotografie che non verranno sicuramente trasmesse dagli altri siti internet, tra cui questa che vi sto trasmettendo adesso sul canale 252 e sui social, e certamente qualcuno che si è preso una piccola rivincita verso Travaglio. Chiaramente noi non siamo d'accordo su queste frasi. Scrivere Travaglio uomo di merda è una cosa bruttissima, però capite anche che chi è in questo momento in piazza non ha assolutamente amato
quel modo di comunicare della sinistra che vediamo qui anche nel cartellone di Libero, questi titoli: Berlusconi, il lutto che divide, La Stampa, il lutto, un lutto per dividere la Repubblica. Il Fatto Quotidiano ha scritto invece i funerali dello Stato, giustamente Libero ha ricordato sì il funerale, ma il funerale della sinistra. E poi certo le polemiche squallide anche con il circolo Arci di Arcore, a pochi passi dalla villa di Berlusconi, che ha organizzato una festa proprio per la sua morte, una festa per la morte di Berlusconi, il Dipartito, ok? L'hanno chiamato così, Dipartito, con poche decine di militanti di sinistra che hanno bevuto, mangiato per festeggiare Berlusconi che era morto. Chiaro, ognuno ha la sua idea su Silvio Berlusconi, noi non lo abbiamo amato disperatamente più di tanto, però è giusto ricordare una persona che nel bene o nel male ha fatto la storia del nostro paese e sicuramente ha fatto più cose positive che negative per il nostro paese. Sentiamo una vostra voce, un ascoltatore allo 0292 94 7222. Pronto? Sì, volevo sapere, sono Gigi da Firenze. Ciao. No, volevo sapere, Madonna ragazzi, veramente, quando parlate d'Europa, sono il grillino, quando parlate d'Europa veramente, che ascoltare l'assessore all'ambiente lì a Milano, ma io rido veramente, l'Europa ci sta ammazzando, ma scusa, una rete praticamente Fitto che sta coordinando il PRR, ditegli, non ci servono più questi soldi, non ci fa la transizione, ma vi sentite quando parlate? Cioè io sentire praticamente quelle liste mi vergognerei di lui ad essere assessore anche, e poi dovete morire berlusconiani, a voglia non dici, noi l'abbiamo amato, tu e tutti gli altri siete a capo adesso di Silvio Berlusconi, anche se è morto, è sempre lì con voi, è sempre lì. E poi anche quelle parole contro Travaglio, un giornalista, contro quelle lì, fate sentire un attimino tutto l'ambientino che ci sta da Firenze eccetera, e ci hanno rotto praticamente con 6 giorni di lutto, neanche il Papa. Comunque tenetevelo tranquillo, fate 7 giorni, è colpa vostra sul Parlamento, perché l'avete chiuso voi il Parlamento, voi le liste inutili che vai a dire ma mi sembra strano 7 giorni di chiusura, è il tuo comandante che l'ha fatto, quindi pigliate e portate a casa, arrivederci. Grazie caro, non sono sicuro che sia stato il mio comandante a scegliere tutti questi giorni di lutto e di fermo del Parlamento, diciamo forse qualcuno un po' più in alto, punto di domanda, e la risposta a questo ascoltatore, a quale vogliamo bene, dovete perdonarlo, è dei 5 Stelle, e i 5 Stelle sono sicuramente disperati, più di Berlusconi che tra poco si troverà lì davanti a tutti quanti che diranno una preghiera per lui e poi, lo ricordiamo, sarà cremato. Certo, ci sono state esagerazioni, forse, nel ricordare Berlusconi? La mia risposta personale è sì, perché scherzando, naturalmente, ho detto prima che mi sembrano passati 3 mesi da quando è morto il Cavaliere, e invece sono passati 2 giorni, ma c'è stata così tanta informazione, così tanti telegiornali, servizi, eccetera, siamo diventati matti ascoltando Berlusconi, e lo faremo ancora, certo, perché poi c'è ancora tutti i servizi sul suo funerale, e noi una manciata di minuti dal funerale di Berlusconi ve la diamo con l'inviato Massimo Moletti, che si trova proprio in Piazza Duomo. Massimo Moletti, a te. Adesso faccio fatica a sentire perché la piazza si è riempita fino alle 2:30, non era molto piena, ma poi come in un flash mob praticamente si è riempita totalmente, e effettivamente c'è molta commozione. Prego, poco qua. Sta piangendo Moletti. Allora, ho pianto solo quante volte chiamato. Perché Massimo? Perché questa coesione così forte? Prima di tutto perché effettivamente ha segnato una parte
molto grossa nella vita dell'Italia e anche mia. Ma poi vedere da persone che non si conoscono, essere tutti insieme, tra l'altro ci sono persone che non conoscono neanche il sindaco, non conoscono il Presidente della Repubblica, ma conoscono Berlusconi, quindi è stato effettivamente un momento, ma poi avevo una paura che non venisse nessuno, e quando uno ha il funerale sai che quando non viene nessuno non è che ti trovi molto bene. Vedendo arrivare gli ultimi 10 minuti tutta questa gente di corsa, tanti che arrivavano col fiatone e tutto, effettivamente è stato, comunque sono scaturiti tanti applausi ogni volta che compariva la macchina e tutto, era un applauso continuo, e quindi effettivamente la piazza è strapiena, la gente sono tutti concordi con lui e c'è un ricordo bello, tutti lo ricordano come l'uomo delle televisioni, come l'uomo, soprattutto l'uomo del Milan, c'è anche qualche tifoso del Monza, molti come Forza Italia, ma tanti anche come uno di famiglia, aveva un anno in più di mia mamma, era dell'età di mia mamma, aveva qualche anno in più di mio papà, e quindi effettivamente è un coinvolgimento molto forte. Certo. Non capita spesso che piango, Certo, però, no, ma ti capisco. Sarà un po' il calcio, sarà un po' tutto, sarà anche effettivamente vedere anche l'emozione, comunque non sono l'unico, No, Certo, dire... Massimo. No, ma come dicevi, Massimo, è stato un po' il papà di tutti noi, perché ci ha tenuto compagnia durante la nostra gioventù e anche dal punto di vista professionale. Tu fai anche l'attore, hai fatto televisione. Era un sistema televisivo che era veramente jugoslavo, non c'era nulla. I telefilm, i cartoni animati, le prime visioni, e tutto è stato portato da lui. Effettivamente poi io ho anche avuto la fortuna, non fisso, ma di fare delle apparizioni e dei lavori a giornata per le sue ditte, e non posso dire nulla, quindi effettivamente se qualche volta ho mangiato la bistecca devo dire grazie anche a lui nelle mie comparsate e figurazioni, quindi effettivamente è un uomo che ha legato molto, mi sposto perché le persone vogliono ascoltare le cose, quindi mi sposto un attimino, è anche difficile spostarsi perché effettivamente è tutto pieno, negli ultimi 10 minuti veramente si è riempito totalmente la piazza, adesso mi sposto un attimino, mi metto qui che magari, perché effettivamente molti vogliono anche vedere senza ascoltare la mia telecronaca, è proprio il fatto che ognuno sta vivendo questa morte a modo suo, perché quest'uomo perché quest'uomo è stato legato alla vita di tutti noi per molte cose anche le più diverse. Quindi mi sposto prima che magari do fastidio come telecronaca. Ecco, che cosa stanno trasmettendo i video giganteschi in Piazza Duomo in questo momento? Adesso c'è l'ingresso in chiesa, dove c'è la Tofanilla, De Filippi, commosse anche loro, ci sono i nipoti, qualcuno dei 17 nipoti di Silvio Berlusconi, adesso c'è il tavolo delle autorità con Draghi, e adesso la salma sta arrivando verso l'altare. Vedete che mi sposto? No, anche se io ho fatto per anni il Cassamortaro, questi momenti sono sempre brutti, guardate che mi sposto, ecco qui, comunque è pieno, sono imbottigliato, Sammy. E lo immagino, ma è una cosa comunque bella, perché se ci fosse stata poca gente, chiaramente la sinistra avrebbe attaccato immediatamente. No, la mia paura era ben quella lì. Certo, e non c'è questo pericolo, anche se le polemiche rimarranno soprattutto sulla scelta di fermare tutta la politica addirittura per una settimana, cose che anche noi personalmente non siamo d'accordissimo. Massimo Moletti, io posso solo ringraziarti naturalmente per essere lì dove sei. Recita una preghiera anche per noi o per chi naturalmente ci crede. Sicuramente avevo cercato di entrare in Duomo, ma era proprio off limits, tra l'altro anche qualcuno importante è rimasto
è rimasto fuori. Scusate che mi sposto perché io ho una voce alta. E lo immagino, io l'immagino. No, ma disturbo il momento di molte persone. Ecco, perché io volevo mettermi sul bordino, solo che tra l'altro adesso il sole è tornato veramente cocente. Una persona ha avuto anche bisogno dell'arrivo del soccorritore. Adesso, ecco, sono qui sono un po' più tranquillo, adesso mi sto portando verso la galleria, ecco. Perfetto Massimo, noi ci fermiamo qui, grazie al nostro inviato per Ticino Notizie, per Radio Libertà Massimo Moletti, e anche da Sammy Varin è tutto, ci risentiamo domani ore 13.